Fine anno che si conclude con l'alta pressione in rimonta dal sud-ovest di origine africana dopo il passaggio di correnti umidi instabili tra il 29 e il 30 che hanno portato qualche piovigine sparsa in pianura, soprattutto al nord-est. In tal caso in prossimi giorni, capodanno, soprattutto anticiclone protagonista con tanto caldo sui monti e in quota a rischio di valanghe su Dolomiti e rapido scioglimento della neve con clima tipicamente primaverile. In pianura invece il cielo sarà spesso nuvoloso per nubi basse, foschie anche persistenti nel pomeriggio. Sulle Dolomiti e quote alte invece avremo tempo soleggiato, qualche schiarita anche su prealpi e pedemontane nelle ore diurne con temperature sopra la media stagionale di oltre 10 gradi sui monti, mentre registreremo un sensibile rialzo termico sull'Europa centro-orientale dove le temperature saranno molto sopra la media. Le condizioni meteo rimarranno pressoché invariate comunque anche nei primi giorni del nuovo anno, anche se correnti umide e instabili potranno favorire qualche piovigine tra il 2 e il 3 di gennaio sulle pianure specialmente del nord-ovest, mentre avremo tante nebbie che renderanno il tempo grigio su gran parte della Val Padana e tanto sole invece sulle Dolomiti. La tendenza meteo per l'Epifania vede sì un anticiclone ancora presente ma in graduale indebolimento, sempre con nebbie protagoniste in pianura e con un probabile ritorno a una fase di maltempo anche sul nord Italia, soprattutto tra l'8 e il 10 di gennaio, ma l'Epifania vede ancora tempo stabile, le temperature si manterranno ancora ben sopra la media ma con valori nettamente meno caldi rispetto a quelli registrati a Capodanno. Nel corso dei prossimi aggiornamenti avremo modo di riparlarne e noi vi invitiamo a iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i prossimi video.